Buonasera amici di Fanere, benvenuti qui al campo Garbaglia, dove per la 10ª giornata della Serie A Lega Calcio 8, campioni in carica del Cotton Club fanno visita al De Angelis, reduce dal pesante KO esterno con l'Atletico Fiumicino per 7-3. Arbitro, servono le liste. Le liste, sì. Poi vi do dopo. Sì. Per finire. Dovrebbero essere in più copie perché il Cotton non ha dato in più copie comunque. Va bene, grazie. Prende il via ora il match con subito i padroni di casa del De Angelis a dare il via alla partita. De Angelis, che ricordiamo in maglia bianca, attacca da sinistra verso destra. De Angelis subito in avanti, si difende con ordine il Cotton Club, campioni, freschi campioni l'anno scorso della Serie A, ora però autori di un inizio non proprio scoppiettante, con 17 punti raccolti nelle prime 10 gare. Sta facendo invece bene rispetto alle aspettative il De Angelis, che adesso si guadagna un calcio di punizione. Va sulla sfera Minotti, l'autentico trascinatore del De Angelis. Va Minotti con il sinistro respinto e finisce in fondo alla rete, una deviazione incredibile, una deviazione fortuita che carambola alle spalle del portiere avversario, e il De Angelis si porta subito in vantaggio a pochi secondi all'inizio della gara, sblocca il risultato 1-0. Si mette subito in salita la gara del Cottini, che adesso deve rimontare il vantaggio in seguito alla deviazione sfortunata nella propria area. Subito lancio lungo del Cottini, che si riporta in avanti, che guadagna metri. Cottini che batte subito la punizione in avanti, anzi no, perché l'arbitro ha interrotto il gioco. Quindi si riprenderà dal calcio di punizione. In favore del Cotton Club, che vuole velocizzare il gioco. Scorrono i secondi sul cronometro. Ancora non viene battuto il calcio di punizione a favore della squadra in maglia nera, che ricordiamo Cotton Club sotto di una rete a seguito della punizione battuta da Minotti in mezzo all'area, sporcata, deviata. Già nervi un po' tesi in questo avvio di gara. C'è Conti che sembra intenzionato ad andare alla battuta, proprio Conti che sembra voler tirare.
Va Conti con il destro potente, il tiro respinto, la palla rimane lì. Poi la sfera si impenna. De Angelis alza il pallone in direzione di Minotti, che sta quasi per approfittare del rimpallo. Però il lancio lungo. Pallone che non si vuole abbassare. Si abbassa ora. La giocata, il tentativo di sfondamento del Cotton per vie centrali che non riesce. E adesso qui il De Angelis porta a casa una posizione preziosa sul fallo. Barbarella gioca come terminale offensivo quest'oggi. Capitan De Angelis va al rilancio lungo, intercetta però la retroguardia del Cotton. Giordano con la piroetta prova a liberarsi di un uomo, il pallone però rimane lì. Quindi attenzione, ancora Cotton che recupera la sfera, il lancio lungo, buono sulla sinistra. C'è De Angelis su quella fascia che si oppone all'avversario, che se ne va via, però il pallone in mezzo, attraversa tutta l'area di rigore e si spegne sul fondo. Prima azione, prima reazione anzi del Cotton. Bene il De Angelis ora che prova a manovrare da dietro. Minotti torna dietro da Capitan De Angelis, il rilancio lungo. Senza problemi, fa sopra la sfera il portiere avversario. Ancora è Cotton che prova a sfondare da sinistra. Due uomini a raddoppiare un giocatore del Cotton. Siamo già dall'altra parte però con l'errore del De Angelis a favorire ancora il Cotton. Il fallo su Conti, calcio di punizione in favore del Cotton. Cotton, Tinazzi, il pallone sulla sinistra, va giù un uomo. Calcio di punizione in favore del Cotton. Cotton che si porta in avanti, prova a reagire. Giordano prova a guadagnarsi la posizione, intercettato però, quindi può ora ripartire, si può distendere il De Angelis. Pallone sulla sinistra. Il solito Minotti che lavora al pallone. Barbarella poi spalla alla porta. Lascia scorrere la sfera, che però è del De Angelis. Quindi si riprenderà da una rimessa per la squadra in maglia bianca. Molto confusionario questo avvio di gara. Un batti e ribatti continuo, poche azioni pulite da gol. Il De Angelis restituisce però la sfera al Cotton. Cotton che adesso sbaglia questo disimpegno. Minotti sulla ribattuta, alto il pressing del De Angelis, ne esce bene il Cotton. Il rilancio lungo del portiere avversario. Pallone ancora che si impena, adesso un contatto falloso. Cade giù un uomo del Cotton, si riprenderà da un calcio di punizione in favore della squadra in maglia nera. Conti smista il pallone in mezzo. Tinazzi ancora sulla destra. Giordano, Conti prova l'esterno destro che non riesce, quindi va molto aggressivo adesso il De Angelis con Filangeri. Beh, attacca bene di squadra in pressing il De Angelis, che si dimostra specialmente in casa una squadra molto rognosa, molto difficile da affrontare. Quest'anno mette molta grinta, non molla mai di un centimetro, come sta facendo adesso con Valentino, dal pallone in profondità. L'1-2.
Attenzione ancora De Angelis, il tiro da posizione angolata, calcio d'angolo in favore del De Angelis. Adesso c'è un fallo al vertice dell'area, non fischiato però, non ravvisato dall'arbitro, quindi Giordano. E ci sentono i primi rimproveri del mister del Cotton, che chiama a rapporto i suoi, sicuramente non entusiasta di questo avvio di gara. Riprende ora il gioco con il Cotton che si porta in avanti, guadagna metri adesso, questo calcio di punizione. Pallone giocato in avanti. Ancora Conti in profondità, chiede l'1-2 che non si concretizza. Quindi Giordano per Barbarella che prova a sfondare. Si difende bene però la retroguardia del De Angelis, che ora spazza. Non esce però altrettanto bene Tinazzi, la sterzata, il pallone rimane lì, finisce giù il numero 7, calcio di punizione in favore del Cotton Club, anzi no, in favore del De Angelis, dice il direttore di gara. Arriva il rilancio lungo, tanti palloni lunghi, poco gioco palla a terra in questo avvio di gara, sia da una parte che dall'altra. Cotton che porta palla, Tinazzi, ancora il numero 7 a toccare il pallone, cerca di centrocampo, ancora il Cotton, Tinazzi dalla sinistra, pallone in mezzo, lo scarico, mostra ora un buon palleggio il Cotton, molto basso il De Angelis, che si chiude bene e anticipa adesso Giordano facendogli carambolare il pallone addosso. Attenzione ancora adesso al De Angelis che si spinge in avanti, l'anticipo però Minotti va a lottare sul pallone, azione ancora confusionaria, Minotti vince in contrasto, poi se ne va. C'è però calcio di punizione in favore del De Angelis. Minotti si posiziona il pallone alla battuta, sul punto di battuta c'è anche Valentino. I giocatori di De Angelis ora forse reclamano il rispetto della distanza. E ancora Minotti che sembra intenzionato a battere. Si riconteggia la distanza, ancora una volta ritenuta regolamentare, si è portato un po' più avanti il pallone, si è allontanata un po' la barriera, va Minotti con il sinistro direttamente in porta, questa volta non passa il pallone, una folta foresta di gambe
impedisce alla sfera di giungere in porta. Ancora però De Angelis che non demorda il pallone messo in mezzo. Barbarella, la sponda, ne vuole uscire il Cotton, lo fa ora però non benissimo, quindi ne può approfittare il De Angelis. Il pallone per Minotti, manda a vuoto un uomo, ancora il numero 7, protegge la sfera, poi lo scarica al compagno più vicino, c'è il fallo però, contatto falloso, può ripartire ora il Cotton Club. La percussione, palla ai piedi di Giordano, semina due uomini e poi l'intervento di De Angelis. Mette il pallone in rimessa laterale. Tinazzi. Va Tinazzi con il destro direttamente in porta. Primo squillo del Cotton. Ora l'allenatore del Cotton chiede la pressione dei propri uomini anche in fase offensiva. Esce bene dal pressing avversario, quasi sempre, il De Angelis, che ora riparte con calma dalle retrovie. Il pallone lungo respinto, va Barbarella a lottare, De Angelis male questa volta con il destro. Non riesce a liberarsi del pallone, era Giordano, il tocco in mezzo, non c'è nessuno però, fa molta densità al limite della propria area. Il De Angelis che ora però perde il pallone, quindi occasione per il Cotton, che ha provato adesso la giocata individuale. Tinazzi, la finta, lo scarico al compagno più vicino, la palla in profondità, Barbarella in girata, la mette sul palo più lontano, il numero 24, che al termine di una bella azione manovrata porta la propria squadra al pareggio. 1-1 il risultato, gol di Barbarella. Quindicesimo minuto di gioco, tutto da rifare per il De Angelis, che era passato dopo pochi secondi di questa partita in vantaggio, con una posizione deviata fortuitamente. Si è però riportato avanti il Cotton, che con un moto d'orgoglio è riuscito poi a pareggiare i conti adesso. Ancora Cotton in avanti, Barbarella litiga un po' con il pallone, può recuperare la difesa avversaria che si riposiziona e c'è il rilancio lungo. Ancora un batti, il pallone stava per giungere a Minotti che però manca il controllo. Tante proteste in indirizzo direttore di gara. Barbarella prova a mettere giù il pallone. Qui c'è il contatto falloso, dice il direttore di gara, calcio di punizione in favore del Cotton. Tanti uomini sul punto di battuta per il Cotton. Ancora vorrebbe andare direttamente in porta, è così, la respinta però del portiere avversario in calcio d'angolo, ottima parata. Primo angolo del match forse per il Cotton. Tanta confusione sembra esserci oggi fra i direttori di gara. Eccolo il primo angolo, girato il colpo di testa, poi il pallone rimane lì, altra occasione per il Cotton. Ritmi altissimi adesso. Giordano si libera, va giù e c'è il fallo, ancora calcio di punizione in favore del Cotton, che sale, sta prendendo fiducia in questi minuti, dopo un inizio molto brutto in cui sembrava incapace di creare occasioni da rete.
Sembra Giordano intenzionato ad andare alla battuta. Zani chiama 3 uomini davanti a sé, arriva adesso il tiro di seconda e poi la respinta sul tiro sul destro di Tinazzi. Calcio d'angolo, il secondo del match. Arriva adesso il cross lungo, difficile per un giocatore del Cotton impattare la sfera che era molto alta. Si impegna adesso del De Angelis, che si porta in avanti molto bene. C'è spazio, un po' isolato, un po' isolati gli uomini difensivi della squadra in maglia bianca. Giordano adesso il dribbling e arriva il contatto falloso proprio sopra gli occhi dell'arbitro. Arrivano le proteste degli uomini del Cotton. Ha subito battuto di prima intenzione Conti. Tanto nervosismo. In questa via di gara. Giordano rimane ancora un po' a terra, dolorante. Eccolo il numero 10 che gioca la palla di prima questa volta. De Angelis dalle retrovie. Arriva il lancio lungo per l'inserimento di un uomo dalla parte opposta, che non si concretizza però. Quindi ancora De Angelis a 100 all'ora. Natali in anticipo, la palla rimane lì. La riconquista bene in diagonale Cotton. Una buona azione difensiva. Ancora il Cotton che si porta in avanti, però attenzione al contropiede, arriva il tiro in diagonale. Ancora un'occasione per il Cotton. Porta adesso pressing alto la squadra in maglia nera. Minotti, controllo difficile, anticipato la diretta avversaria, arriva poi il tiro direttamente in porta. Ancora Cotton in avanti, è un assedio adesso. Ha anticipato bene il diretto avversario Zamperini, che poi era andato al tiro. Un gran sinistro liberato dalla distanza. Terzo angolo del match per il Cotton, che in questo momento della partita preme sull'acceleratore alla ricerca del gol, del vantaggio. Attenzione al pallone in uscita, il tiro dal limite dell'area. L'arbitro dice c'è stata deviazione probabilmente, quindi ancora un angolo per il Cotton che si mantiene avanti. Arriva adesso il cross sul palo più lontano, il colpo di testa. Vuole liberare la difesa del De Angelis, lo fa ora, c'è però l'anticipo. Quindi ancora Cotton in avanti. Valentini anticipa tutti e mette il pallone fuori. Forcing del Cotton in questo momento. Arriva ora il pallone in mezzo, libera la difesa del De Angelis. Attenzione ancora all'angolo, il secondo consecutivo per il Cotton che adesso va al tiro dalla distanza. Molto velitario di Barbarella, era difficile da là fare di meglio in quelle condizioni. Natalini, Natali. Pallone in avanti a cercare Minotti.
esce dalla propria tre quarti finalmente il De Angelis, che ora ci riprova, va cross Minotti, pallone che scorre, il De Angelis adesso vuole mantenersi in avanti, recuperare un po' dell'intensità persa dall'inizio della gara. Adesso una giocata ottima del Cotton che si distende, poi arriva il tiro dalla distanza, il pallone rimane lì, la ribattuta e firma il gol del sorpasso. Ancora Barbarella da pochi metri ribadisce in rete la conclusione respinta del compagno e sorpasso Cotton Club 2-0. Completa la rimonta il Cotton dopo che il De Angelis si era portato in avanti nei primi minuti di gara, nei primi secondi anzi. Cotton che ha cambiato poi atteggiamento, è salito in cattedra e con aggressività, con qualità è uscito alla distanza. Valentini, anticipo, c'è adesso l'intervento falloso però, quindi calcio di punizione in favore del De Angelis. Ancora scintille fra i giocatori in campo, tra di loro, tra l'arbitro. Una partita sicuramente ricca di significati, di voglia di fare bene. Il tocco per Minotti, arriva adesso la battuta potentissima però fuori misura. Subito direttamente lunga la rimessa del Cotton, che però non si concretizza. Ancora qualche battibecco. Finisce qui la prima frazione di gioco, 2-1. Prendere via questa seconda frazione di gioco. Ricordiamo il parziale dopo i primi 25 minuti, 2-1 per il Cotton, che dopo essere passati in svantaggio hanno avuto la forza, la qualità, l'intensità per ribaltare il risultato. Ora sarà la parola spetta al De Angelis, padrone di casa, che dovrà sicuramente darsi da fare. Trascinatore Barbarella, che ha giocato sia di sacrificio che in fase realizzativa, molto utile, molto prezioso. Primo fallo di questo secondo tempo fischiato a favore del De Angelis. Aversano, il pallone in profondità per Minotti, non passa. Ancora però alto il pressing del De Angelis, eluso dal Cotton, che può andarsene, va Barbarella dalla destra, il tiro. Bene il portiere avversario, Zani. Aversano porta il pallone, manda a vuoto un uomo. Ancora il numero 9, si ferma, preferisce allargare dalla parte opposta. Palleggia ora il De Angelis, cerca di varchi da sfruttare senza attaccare in modo troppo frenetico. Valentini porta il pallone, ancora lui, tenta l'imbucata che non riesce. Quindi ancora De Angelis al lancio lungo, il controllo in due tempi di Tinazzi, costretto al rinvio lungo. Arriva il rinvio lungo con le mani del De Angelis. Il tiro di prima intenzione dalla distanza, ottimo di Papaleo. Primo angolo del match di questo secondo tempo, scusate, per il De Angelis. Secondo angolo consecutivo per il De Angelis. Battuto corto, male però. Poi fatti ripartire adesso il Cotton, sta quasi per rilanciare l'offensiva avversaria. Senza fretta ora il De Angelis.
il rilancio lungo, marcato stretto Minotti, non gli è permesso girarsi. Santarelli fa sulla sfera, arriva il pallone lungo, poi il tocco falloso, calcio di punizione in favore del De Angelis, scusate, e le proteste. Sul punto di battuta va Barbarella con il tiro. Zani si alza, passa la sfera e poi ricomincia dalle retrovie. Alto il pressing del Cotton nonostante il vantaggio acquisito. Quello di Angelis che prova ad uscirne. Sembra questa poter essere una fase importante, delicata del match. Il Cotton non sembra essere intenzionato ad amministrare, ma anzi a rafforzare, consolidare il proprio vantaggio, seppur senza fretta, come adesso vediamo dalla battuta di Piccari, che serve un compagno per il tacco volante. Era Forcina. Filangeri, il rilancio lungo alla ricerca di un compagno, il controllo a seguire, qui c'è il fallo, il calcio di punizione in favore del Cotton, subito battuto. Il pallone in profondità non lo aggancia Forcina, Bazzani. Si alza adesso un vento molto freddo, adesso un rimpallo, sta per favorire un giocatore del De Angelis, l'arbitro va ad espellere un giocatore, attenzione, arriva l'espulsione, forse per un tocco di mano, dinamica ancora da chiarire. Le proteste adesso dei giocatori del De Angelis a seguito dell'espulsione di un giocatore. Attenzione Barbarella, il controllo da pochi metri e poi il tapino, una giocata improvvisa. Il numero 24 non perdona, mentre la retroguardia del De Angelis era ancora impegnata a protestare. Il numero 24 ha insaccato ancora il terzo gol della sua serata e il terzo gol del Cotton. 3-1 il risultato. Si fanno sempre più dure le cose per il De Angelis. Ora, quando al sesto minuto di questo secondo tempo è sotto per 3-1, 2 gol adesso da rimontare per la squadra in maglia bianca, che era partita molto bene, adesso sembra soffrire l'aggressività e sicuramente soffrirà l'uomo in meno. Minotti, la sponda per Aversano che lascia scorrere il pallone, ancora il numero 9, vuole servire il compagno che però tagliava in mezzo, mentre invece il numero 9 girava la sfera sulla destra, sulla sinistra, scusate. Attenzione ancora a Cotton che si porta in avanti, arriva il tiro cross che attraversa tutta l'area di rigore, ancora un brivido per il De Angelis. Adesso stai stretto, papà. Ecco, adesso. Fermi. Vico centrale. De Angelis, quella di trovare una soluzione, deve sbloccarsi in qualche modo, reagire.
perché sennò questa gara potrebbe finire molto male. Adesso la sponda di petto per Barbarella, appoggio indietro di Conti, ancora Barbarella, parte dalla destra, un doppio passo, fa fuori un uomo, non il secondo, che gli ritorna e gli porta via il pallone. La rimessa infatti è per il De Angelis. Minotti adesso litiga un po' con il pallone, la sfera rimane lì. De Angelis che prova ad andare avanti con la grinta e con il cuore. Il pallone sulla sinistra per Minotti, che vuole e ottiene il calcio d'angolo in favore del De Angelis. Attenzione, arriva il colpo di testa dentro l'area di rigore, si addormenta, dormita generale della retroguardia della squadra in maglia bianca. Arriva adesso il primo time out del match. Si riprenderà con una rimessa da fondo in favore del Cotton Club. Ancora qualcosa da ridire gli uomini del De Angelis. Cotton a gestire la sfera, anticipo di Valentini che sale, palla al piede, l'apertura sulla fascia destra, può salire ora il De Angelis dal controbreak e poi il pallone però si spegne sul fondo, sfuma l'azione della squadra in maglia bianca, che ovviamente ora soffre con un uomo in meno, la superiorità numerica. Attenzione adesso l'intervento falloso ai danni di Barbarella. Vai a chiedere scusa a Versano al numero 23, scusate Conti, non Barbarella. Va Conti, il pallone in verticale, Zani senza problemi fa sulla sfera sulla destra, l'anticipo ottimo, quindi Barbarella, il tocco morbido per un compagno. Zani vuole subito velocizzare, il De Angelis che ci crede. Zappelli, pallone in verticale, Minotti lascia scorrere il pallone, quindi rimessa laterale. Aversano, spalla alla porta, manovra un buon pallone, libera un uomo al tiro, respinto, era Filangeri. Poi ancora una ribattuta, questa volta favorisce il Cotton e si riprenderà da una rimessa da sfondo. Barbarella gira un buon pallone per Aversano, Aversano il pallone in mezzo, la respinta. Attenzione, prosegue il gioco nonostante Conti sia a terra, gioca il Cotton, che anzi in un secondo momento decide però di gettare fuori il pallone. Con uno spirito di sportività Zappellini riconsegna il pallone agli avversari. Adesso c'è un contatto falloso su Forcina, il numero 9 non dà la mano all'avversario, calcio di punizione in favore del Cotton.
tattico e macino, fallo tattico, no perché stiamo 3-1 non ripete il fallo, Attenzione adesso la battuta direttamente in porta, un tiro fortissimo. Zani però in due tempi fa solo la sfera, che occasione. Occasione per il De Angelis, Core si è disteso. Minotti dalla sinistra tenta il cross sul palo più lontano. Attenzione, ancora l'azione manovrata. Minotti, Santarelli senza problemi, due tempi. Mossa la sfera e lancia lungo, può partire il break del Cotton, l'apertura sulla fascia destra, gioca in ampiezza la squadra in maglia nera, piazzata però la retroguardia del De Angelis che non lascia spazi, compatta. Ora abbiamo una fase di equilibrio in cui entrambe le squadre non vogliono sbilanciarsi. Ci sarà sicuramente da soffrire per il De Angelis in questi minuti. Questo è poco ma sicuro. Sfila adesso il pallone. Il cross per Barbarella al volo. Con il destro diventa quasi un passaggio, quello che forse probabilmente era un tiro. Scusate, adesso il De Angelis in possesso del pallone. Il lancio lungo per Minotti, il controllo difficoltoso. Deve tornare sui suoi passi, adesso un rimpallo favorisce il Cotton. Cotton che adesso gioca ancora il pallone con personalità, con qualità. Deve essere molto aggressivo il De Angelis, molto corto, se vuole avere opportunità per ribaltare il risultato. Zani esce ora e gioca corto il pallone, il disimpegno della retroguardia in maglia bianca. Valentino sbaglia il passaggio, la palla finisce a Barbarella, poi Conti ancora per Barbarella, entra dalla destra e con il sinistro la piazza sul secondo palo. Un errore in disimpegno del De Angelis costa tantissimo, scusate. Il Cotton cala il poker quando sono 15 minuti sul cronometro, 4-1 il risultato. Cinico, incisivo, sicuramente letale la fase offensiva del Cotton in questa partita. Aversano adesso vince un rimpallo. Minotti dalla destra, ha su di sé due uomini, tenta di mettere il pallone in mezzo, deviato. Calcio d'angolo in favore del De Angelis. Arriva con il sinistro il cross lungo, il pallone diventa di ritorno. Ancora De Angelis in avanti, arriva il tiro di Aversano e la respinta del portiere in calcio d'angolo. Ancora il secondo angolo consecutivo per il De Angelis, battuto corto. Arriva il cross nell'area piccola, ancora un colpo di testa. Fuori, continua il pressing del De Angelis che spinge sull'acceleratore. Arriva il pallone lungo dalla parte opposta, è rimessa dal fondo però per il Cotton questa volta. Arriva il pallone lungo, Barbarella tutta corsa, Zani esce però bene questa volta, tempestivamente. Pallone lungo, orchestra bene questa azione il Cotton. De Angelis sono in possesso. La giocata di Aversano di prima, Minotti non ha però intuito l'intenzione del compagno. Quindi ora il giro palla del Cotton. Arriva un contatto falloso all'altezza del cerchio di centrocampo.
Arriva adesso il pallone battuto in profondità, questo calcio di punizione. Zani vede però la sfera impennarsi sopra la traversa. Adesso un contatto, uno scontro fortuito fra due giocatori. Rimane a terra un giocatore del De Angelis. Zappelli rimasto giù nel contrasto con Conti. Calcio di punizione in favore del Cotton Club. Piccari finta il tiro in porta, appoggia al compagno, corto, adesso il suggerimento in profondità, un'altra occasione per il Cotton. Pressing alto di Minotti, gira ancora la palla con pazienza il Cotton. Zappelli l'anticipo, Conti però non fa uscire il pallone, vince un contrasto. Adesso ancora qualche scintilla tra Conti e Zappelli. Le proteste di Valentino. De Angelis per Valentino, sembra essere un po' rassegnato il De Angelis, sembra avere poche idee anche lì davanti. Esce bene il Cotton ancora da una situazione difficile di pressing molto alto. Forcina, l'apertura sulla destra non riesce, quindi ancora però un errore del De Angelis. Piccari chiama i suoi alla calma. Conti adesso però il pallone buono in profondità, arriva il cross, il pallone in mezzo e Barbarella, ancora lui, sigla il 5-1 puntuale sul secondo palo, appostato, non perdona, affonda il De Angelis, diventa pesantissimo ora il passivo, 21 minuti sul cronometro, 5-1 il risultato. De Angelis va al tiro, al passaggio, scusate, però fuori misura, poche idee, poche inventive. Adesso la squadra in maglia bianca. De Angelis alla battuta di questa rimessa laterale. Conti sbaglia il disimpegno, quindi adesso De Angelis direttamente in porta. Chinazzi per Conti, ancora il numero 7, passaggio per Barbarella, l'appoggio facile. Piccari, cambio di gioco, ora non presta neanche più il De Angelis. Il pallone in profondità, Zani. No, non l'attacca, Barba, non l'attacca. Vieni al centrocampo. Valentini, scusate, senza idee, senza mordente. Adesso la squadra in maglia bianca, che tanto ben aveva figurato nella competizione fin qui, dimostrandosi sempre un avversario ostico per tutti. C'è Barba. Mio. Filangeri con l'esterno vuole far correre un compagno. Ottimo però l'anticipo
di Zamperini, quindi Conti vuole liberarsi per il tiro, fa fuori un uomo, poi il pallone rimane lì, il sinistro, un batti e ribatti, ancora un'occasione per il Cotton, si salva il De Angelis. E poi ancora una parata di Zani in calcio d'angolo, che forcing del Cotton. Ancora ma pochissimo alla fine di questa seconda frazione di gioco. Il Cotton però continua ad attaccare con continuità. Partecipa anche Santarelli al palleggio del Cotton. Adesso l'aggancio di Forcina. Ottimo disimpegno del guardia del De Angelis. Filangeri, il pallone è lungo, Santarelli va a contrastarlo nel salto. Minotti, il pallone però ancora del Cotton. Piccheri. Zamperini. Il cambio gioco di Dinazzi ancora per Zamperini. Cerchio di centrocampo Conti. Attenzione al pallone scodelato sul secondo palo e poi il colpo di testa sul palo più lontano. Attenzione, ancora un errore questa volta di Zani e poi il pallone anticipato da Conte. Arriva il tiro direttamente in porta. In difficoltà, in affanno adesso il De Angelis sotto di un uomo. Ricordiamolo. Arriva adesso il pallone teso sul secondo palo a seguito di questo angolo del Cotton. Colpo di testa fuori misura. Si attende solo il triplice fischio. Nessuna delle due squadre sembra avere molto da dire su questa gara, ormai chiusa da tempo. Conti, passaggio indietro da Zamperini. Palleggio. Manovra ancora il Cotton, non c'è più tempo, però il direttore di gara fischia 3 volte, sancisce la fine della partita. Il Cotton si impone in rimonta per 5-1 sul De Angelis, trascinato da un grandissimo Barbarella sotto porta letale, e vola a 20 punti in classifica.